Ben ritrovati per questa nuova puntata di 7 in punto e buongiorno a tutti quelli che si sono messi in ascolto. Questa mattina faremo una trasmissione un po' in controtendenza con la crisi che avanza a livello mondiale. Cercheremo di mostrare anche gli aspetti che sono in movimento, chi non si abbatte, continua a proporre idee nuove ed è un autorevole rappresentante di questa categoria il giovane ospite che è oggi qui con noi, Mauro Belcaro, che rappresenta la Camera Nazionale della Moda e che è un giovane ma già affermato professionista in questo campo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Facciamo un po' un excursus per presentare al nostro pubblico Mauro Belcaro, anche se forse non ce ne sarebbe bisogno perché è già stato ospite da noi altre volte, ma comunque è sempre giusto fare un refresh. Certo. E quindi Mauro Belcaro si occupa di alta moda, ma anche di moda prêt-à-porter attraverso varie linee. La mamma Rosy Garbo, padovana, che tutti conosciamo, è grande firma dell'alta moda, ha portato il Made in Italy e il Made in Veneto anche particolarmente, perché molte delle creazioni fanno anche riferimento si ispirano ai nostri territori un po' in tutto il mondo, e Mauro Belcaro viaggia tra Padova, New York, Mosca, insomma un po' in tutto il mondo per portare questo marchio, ma anche per portare lo spirito della moda italiana, che continua a avere una voce in capitolo o no? Beh, assolutamente sì. L'Italia rimane sempre al primo posto nella produzione di qualità internazionale, il Made in Italy, rispetto all'Italia che non viene considerato, ma ancora all'estero per fortuna viene riconosciuto bene il nostro Made in Italy. C'è stata una grande caccia ai marchi dell'alta moda italiana, molti affermatissimi marchi italiani ormai non sono più in mani italiane. Questo è importante? D'altronde sì, certi marchi importanti è giusto che rimangano in Italia, è giusto che vengano visti dall'estero, è giusto che ci sia un filo logico italiano in tutto questo, perché dobbiamo dare uno spirito e far capire la qualità, il nostro prodotto, le nostre idee, la nostra creatività, un po' il nostro modo di essere, anche che è diverso da tutti gli altri. Voi resistete col marchio italiano, prodotto italiano? Noi per fortuna riusciamo ancora a contenere la nostra produzione in Italia, spingo molto a questa cosa, creiamo anche il nostro tessuto, addirittura siamo adesso innovativi per creare tipologie, ricerche di nuovi tessuti fatti in Italia per creare l'abito e la vestibilità e quindi il prodotto finito. Hai detto una parola che mi permette di anticipare al nostro pubblico il tema conduttore proprio di questa giornata, che è un po' un trade union tra il mondo della scienza, il mondo dell'innovazione, il mondo dell'impresa e il mondo della cultura. Adesso c'è con noi proprio Mauro Belcaro, vedremo una interessante intervista al premio Nobel per la fisica Carlo Rubbia, assolutamente popolare dal punto di vista della comunicazione, una persona, un genio che tutto il mondo ci invidia, che però quando parla si fa ben capire da qualsiasi persona. E poi sarà con noi anche il vicepresidente della Regione Veneto per parlare anche delle ultime iniziative, sempre nel segno dell'Europa, sul fronte delle proposte culturali in Veneto. Ricerca è la parola magica anche in un settore che sembrerebbe soltanto legato alla creatività come quello della moda. Su cosa vi state concentrando? Naturalmente il concetto primario adesso è la comunicazione, la ricerca di comunicazione che cambia tutti i giorni, che è molto più sociale, molto più diretta, e questo ci porta anche alla stessa idea del concetto del tessuto, alla collezione, alla vendita, quindi dalla globalizzazione, l'internalizzazione del sistema ti porta a ricercare in maniera diversa e a trovare metodi di ricerca diversi. Non tanto si deve ricercare, che è obbligatorio, la ricerca è fondamentale, questo si sa, ma anche il metodo di ricerca diverso. Quindi cosa vuol dire? Diciamo legato ad un tessuto, che cos'è? Sperimentazione, si torna un po' a mettere le mani in pasta, a cercare magari di stropicciare le tele per vedere gli effetti? È così? Realmente è così, perché sul nostro idea scritta si possono trovare terminologie antisismica. Antisismica, legata al tessuto? Sì, per trovare proprio il concetto di global warming, sempre in primis naturalmente sull'ecologia, sul tessuto, però ci sono tutti questi settori che stiamo vedendo adesso con
l'inquinamento più che Che possono resistere per esempio anche agli agenti inquinanti o cose del genere. Ma anche un po' futuri, spaziali, più che spaziali, lancio estremo, una caduta veloce, la reazione fisica, un po' anche, quindi non è solo il concetto ok che bel vestito, ma come può essere funzionale questo vestito anche da tutti i giorni e con situazioni pericolose o non pericolose che sia. Ah però, quindi anche vestiti per adrenalinici, diciamo così, per chi ama una vita ad alta velocità. Era un po', però realmente cerchiamo di trovare il metodo per avere un'idea nuova, perché così va comunicata in maniera giusta, il marketing si fa in maniera esatta, cerchiamo di tenere sempre focalizzato il futuro, vedendo il passato, quindi passando verso il futuro. Quindi, è bello sentire parlare di futuro in un momento in cui si cerca magari di guardare un orizzonte piccolo piccolo legato appunto ai venti di crisi che attraversano un po' tutto il pianeta. Intanto siamo tornati un po' indietro perché stiamo vedendo, mentre stiamo parlando, delle immagini di una sfilata proposta dal vostro marchio proprio quest'estate. Costumi da bagno. Di costumi da bagno, quindi ci riporta indietro in queste giornate un po' dove regna la nebbia, forse mette anche un po' di buon umore, così di primo mattino. Questo era tramite l'associazione nostra che si chiama DOC, Department of Communication. Abbiamo focalizzato una spiaggia sottomarina per creare un po' il turismo, un indotto internazionale sottomarina, creando una spiaggia della moda che abbiamo fatto quest'estate. È andata abbastanza bene, sì. Beh, infatti, ne abbiamo anche parlato, è stata una bella iniziativa con un ottimo riscontro da riproporre, perché penso che anche queste spiagge, forse più sottovalutate, non hanno niente da invidiare ad altre che già sono molto, dove gli stranieri sono di casa sostanzialmente. Certo. A proposito di DOC, la vostra associazione ha detto che è un marchio che richiama un po' l'alimentare, stringe un po' l'occhio, diciamo così, a quelle che sono le DOC italiane che hanno fatto grande l'enogastronomia italiana, però è un marchio che parla di comunicazione e messa a sistema anche delle tante forze che ci sono in campo nel settore della moda anche proprio qui in Italia e particolarmente in Veneto. È una specie di social network, diciamo così. Working network. Un working network, quindi per catalizzare anche l'esperienza di chi non trova uno sbocco nel mercato della moda. Sì, realmente sono contenitori di professionisti a 360 gradi nell'ambito della moda, quindi dalla modella al produttore, all'evento, tutto quello che riguarda il settore moda, quindi a zone contenitori, quindi un tot per ogni zona. Cerchiamo di lavorare tra noi, creare sinergia e soprattutto portare, anche perché abbiamo base qui in Italia, ma anche, ripeto, a New York e a Mosca, cercando di portare il nostro territorio, il nostro Made in Italy, i nostri prodotti, perché anche una bottiglia di vino buona qui nostra Veneta, proposto il nostro evento all'estero, avrà una fascia di mercato, quindi cerchiamo di incanalare tutti i nostri fratelli, tra virgolette, associati nostri. Fratelli d'Italia? Sì, no, realmente ci abbracciamo quando siamo associati, c'è un rito di... È bellissimo questo, anche bello. Il contatto fisico... Ci piace molto, sta andando molto bene. Va un po' in controtendenza rispetto a quello che è la società in cui le distanze sono sempre un pochino più nette, la comunicazione diventa comunicazione attraverso canali personalizzati come i social network, così è giusto anche ricercare questa umanità di nuovo, no? No, noi ci teniamo molto al sociale, proprio, oltre che essere un'associazione culturale DOC, ma è proprio una questione di... vado a bere il caffè dal mio fratello associato, non so se mi spiego, cerchiamo di trovare un indotto nostro proprio anticrisi, nato proprio da un'idea americana di nostro fratello, tra virgolette, e vediamo che abbiamo un bello sbocco, stiamo crescendo molto, stiamo canalizzando anche sugli eventi solo quelli importanti. Adesso abbiamo in mano Miss Universo per l'Italia. Ho visto che avete fatto qualcosa, anche a me piacciono molto le motociclette. Sì. E ho seguito un po' e ho visto che avete vestito le ombrelline dei MotoGP. Esattamente, sì. Avete pensato un costumino per loro? Sì, perché loro, come i nostri piloti, abbiamo alcuni piloti associati,
hanno bisogno della giusta comunicazione e soprattutto dell'energia familiare attorno, quindi è come creare un vestito bellissimo, abbiamo il tessuto tendenza, abbiamo tutto quello che serve per questo, è un vestito fantastico, ma se manca il bottone e la zip giusta non è la sua precisione, no? Quindi noi cerchiamo di mettere proprio il bottone e la zip su queste cosine dei nostri fratelli, tra virgolette. E dopo ci chiedono... il mondo della moto diciamo che si presta molto a questa idea di fratellanza e di condivisione, no? Tra i motociclisti che si suonano, si segnalano quando si incontrano per strada, magari in pista un po' meno, diciamo. Però insomma esiste anche lì una grande solidarietà, di uno spirito di gruppo. Quanti hanno risposto a questo appello attraverso DOC? Che rete siete riusciti a creare? Perché tra l'altro in questo momento in cui abbiamo l'emergenza dei giovani al 35% di disoccupazione, la moda è un settore che dovrebbe parlare massima parte giovane, e quindi penso che voi siate anche un buon tester per l'andamento del mercato del lavoro. Effettivamente anche le scuole ci stanno chiamando e stiamo andando anche a parlare con i nuovi studenti, stiamo reclutando nuovi giovani, 16, 17, 18, bravissimi, con idee vincenti. Cerchiamo di creare appunto un team operativo, ripeto sempre, cerchiamo di promuovere il nostro territorio, i nostri talenti, il nostro creare gruppo, famiglia, cercare una squadra che porti un po' di futuro, non basarsi solo su quello che è naturalmente importante, quello che sta succedendo nel presente, ma vediamo il futuro, vediamo oltre, cerchiamo di creare qualcosa, siamo giovani, vogliamo lavorare e abbiamo tanta forza. Tanta forza e tante idee. A proposito di cose nuove, qualche suggerimento per la stagione che avanza? Perché abbiamo visto che la moda si era un po' ingrigita durante l'ultimo periodo e aveva fatto delle proposte un po' in linea con l'andamento economico, quindi ne abbiamo visto scomparire il colore, linee molto più sobrie, la sobrietà come simbolo di eleganza sostanzialmente. C'è qualcosa che cambia? No, perché voi di solito anticipate quelli che sono poi anche gli andamenti economici. Abbiamo fatto una riunione a Milano appositamente per dare anche un controsegnale a questa crisi. Quindi giochiamo con i colori, giochiamo sul sociale, quindi sulla mente dei nostri clienti, arriviamo a toccarli, quindi il colore, come il profumo, e come il tatto, sono sensazioni importanti, necessarie a vivere e anche a vivere meglio, no? Quindi quest'anno vedremo dei bei colori, non troppo vivaci, perché non possiamo fare uno stacco così netto? No, assolutamente, però saranno molto caldi, molto delicati, tatto soffice, quindi come un po' facciamo riferimento alla mamma, alla carezza della mamma, questi tessuti importanti, colorati ma non troppo, caldi, per dare proprio una sensazione di protezione, di sicurezza e ripristino. E anche un po' di coccola sostanzialmente. Assolutamente. Ci servono le coccole in questo momento, già mi vedevo a volte in uno di questi tessuti dal bel colore, morbidissimi, tutto coccolosi. Speriamo, dai, le donne e anche gli uomini credo che stiano aspettando questo. La moda siamo abituati ad associarla ad un'immagine femminile, e invece anche il settore maschile dà delle belle soddisfazioni. Sì, ma sta andando molto bene, infatti anche stiamo vedendo che stiamo rientrando un po', stiamo tornando un po' indietro nel livello sartoriale. Non mi sembra una brutta notizia. No, non è una brutta notizia assolutamente, perché vogliamo la qualità, vogliamo toccare un po' più qualità e magari che ci duri un po' più sull'armadio, perché così facciamo meno investimento. Quindi dall'abito su misura, ma sia uomo che donna, l'abito su misura, la scarpetta su misura, che allora mi dura non più una stagione, ma mi dura 4-5 stagioni, che posso sempre usarla. Queste cosine da mettere in armadio come pezzi tuoi importanti da poter... Penso che sia una soddisfazione anche per chi produce questi oggetti, perché vedere un prodotto che alla fine l'anno successivo viene quasi denigrato, perché sì, è la collezione vecchia, non è che sia stato tanto bello nemmeno per chi produceva, no, il prodotto. Credo che sia... ma quello è business realmente, invece quando crei un tuo abito sei sempre un po' avanti in ogni caso, perché lo crei per te stessa, dopo con il nostro consiglio, naturalmente con i nostri stilisti o con mia madre stessa, cerchi sempre di farlo anche un po' più avanti, quindi già quando tu indossi sei avanti, l'anno dopo sei avanti ancora e fra 3 anni sei, adesso sono in tendenza. Com'è la convivenza con Rosy Garbo? Cioè, questa è un'azienda che è riuscita comunque in un'impresa sostanzialmente, perché anche nel settore della moda è difficile far continuare le generazioni successive, invece voi state procedendo bene in questo ricambio generazionale, che poi alla fine è una passeggiata comune, insomma, forse in
settori diversi. Sì, no, effettivamente, infatti per quello, sai, mia madre è sempre stata più italiana e europea, per quello adesso stiamo cercando di ampliare un po' il mercato, non per questo che mio fratello è già in America da 11 anni, io sto navigando certo per l'America, lui è fisso lì, io sto lavorando un po' sulla nostra Europa dell'Est, più la Russia, cerchiamo di ampliare il nostro mercato perché il nostro prodotto realmente va valorizzato, merita, ma non solo perché noi dobbiamo vendere come Rosigarbo o come marchio nostro, far capire, e poi parlo anche come presidente dell'associazione, quindi con i nostri associati che sono produttori anche loro italiani, far capire anche proprio la qualità, perché va insegnata questa cosa, all'estero non conoscono queste cose, non sono abituati, non sono nati come noi, certo. Quindi va insegnata e lo capiscono e si rendono conto. Adesso infatti eravamo in Ucraina per un evento importante con tutti i politici e capiscono ecco, la qualità. una figura interessante, vedevo un documentario recente proprio sulla moda nei paesi dell'est, come la vivono loro, come la godono loro, forse più di noi, con più spirito creativo di noi, proprio perché non hanno paura di niente, perché dietro c'è il niente sostanzialmente, tutto un mondo nuovo da creare, però l'obiettivo di essere sì eleganti, con vestiti, ma anche di avere un certo stile, diciamo che faticano un po' a raggiungerlo sostanzialmente, quindi una professione interessante, si diceva, potrebbe essere proprio questo dello stilista, ma che accompagna proprio lo stile della consulenza d'immagine personale nei paesi soprattutto dell'est Europa e della Russia particolarmente. Assolutamente sì, hanno bisogno di questo, oltre a coccolarli, quindi come abbiamo detto prima piace un po' a tutti, soprattutto anche a loro piace essere coccolati, e gli dai uno stile, gli dai un servizio, vengono a trovarti, cioè, diventa proprio un rapporto sociale importante con il tuo cliente che finalizzi, quindi un bel risultato, una bella soddisfazione, pagano anche bene per fortuna. Quindi... Pagano talmente bene che tutte le case del lusso stanno un po' abbandonando la vecchia Europa, questa è un po' una verità, dai grandi marchi di orologi, senza stare lì a fare nomi, ai grandi marchi delle auto e anche all'alta moda, l'indirizzo è lontano dall'Europa. Beh, effettivamente, perché qui da noi lo conosciamo già, siamo nati, almeno non guardi più se è made in Italy o no quell'etichetta, anzi guardi il prezzo, che sia una cosa che mi piace al momento. Vediamo l'effetto di Zara. Zara ha un po' rovinato tutto il nostro mercato europeo, appunto perché entra con un prodotto fatto al momento giusto, e costa poco e magari di tendenza, quindi ti colpisce immediatamente, lo compri, così dopo non ti fa più comprare le altre cose magari importanti che possono andare bene per l'anno prossimo o che possono durare più nel tuo armadio. Ma diciamo che è un concetto che nella testa dei consumatori europei da un po' non entra più, non solo per la moda ma un po' per tutto, vale per le lavatrici, per i televisori, sì, per qualsiasi oggetto di consumo, non ti danno neanche più i pezzi di ricambio, quindi vuol dire che eravamo arrivati forse a un punto un po' limite. Esattamente. È probabile che per quello anche l'Europa tornerà. L'Europa è piccola, non parliamo dell'Italia che è piccolissima per questi prodotti nostri, dobbiamo spostarci assolutamente, dobbiamo muoverci, dobbiamo far capire, ma questo, ripeto, non è solo per la vendita che è necessario per le nostre aziende, ma anche per l'insegnamento che diamo. L'Italia dovrebbe promuovere queste cose, andare a promuovere il nostro prodotto all'estero su paesi che non lo sanno cos'è, e magari lo sanno, ma non sanno magari apprezzarlo sì, ma non sanno intenderlo, non so se mi spiego. È obbligatorio per un'azienda di alta moda che vuole stare sul mercato internazionale produrre un po' in tutto il mondo, o si può pensare di continuare a fare, diciamo così, i puristi del Made in Italy? Difficile l'Italia, perché ripeto, un mercato piccolo. Ma anche per la produzione stessa, cioè per la lavorazione. Sì, ma ripeto, basta che vediamo che i nostri negozi a Padova, anche dal nostro governo stesso, non possiamo più comprare. Le cose del lusso non si possono più comprare in Italia. Cosa dobbiamo fare? Le cose del lusso in questo momento cosa dobbiamo fare? Sono un po' inaccessibili, effettivamente. Sono inaccessibili, ma anche... spaventano, perché appunto viene considerato un'esibizione che in questo momento è fuori luogo. Sì, non voglio dire che siamo costosi, voglio dire che il nostro governo ci impedisce di lavorare in questo settore. Quindi per forza automaticamente dobbiamo spostarci per cercare di creare altri mercati, altre prospettive.
Devo fermare un attimo questo Sì. ragionamento pure interessante anche per le ricadute che ha in questo territorio, perché abbiamo 2 minuti di pubblicità, ma poi torniamo insieme perché la puntata è molto ricca. A tra poco. O creare qualcosa. Eccoci qui, siamo con Mauro Belcaro che rappresenta la Camera Nazionale della Moda ed è uno stilista e un imprenditore che porta marchi italiani e padovani sostanzialmente in giro per il mondo, in Italia, a Roma, a New York, a Mosca e insomma conosce bene la realtà che ci circonda anche ad ampio spettro. Il mondo sta viaggiando a varie velocità. E anche l'America stessa, che è sempre stata considerata l'obiettivo a cui tendere, non è più forse quella di una volta, ha perso un po' il suo smalto. Ma bisogna vivere anche l'America, perché realmente l'America, sono tornato 2 giorni fa, ho fatto New York, Boston e Washington, e non si sente la crisi, non c'è la crisi. Non c'è la crisi in America, è un... Se l'hanno un po' scaricata addosso. Ma loro devono fare anche un po' apposta a dire c'è crisi, perché non possono dire qui stiamo bene e voi siete in crisi. Quindi è un po' anche il media stesso, la comunicazione che danno al mondo, che c'è la crisi anche in America, ma l'America non sente la crisi. E come fanno a non sentirla? Cosa hanno fatto? Perché non è che non l'abbiano avuta. No, sicuramente hanno avuto anche loro, ma ancora adesso, ma hanno dei punti di sforza, governo, ricerca, hanno delle cose che noi in Europa non lo so se succederà mai, basterebbe un po' seguire questo filo logico che come vediamo loro che funziona, potremmo anche creare qualcosa di più anche per noi. Ma secondo me anche tanto di esempio, perché anche noi in mass media abbiamo una responsabilità, come giustamente ricordava, importante nel far percepire alle persone la possibilità o meno di una prospettiva diversa da quella del baratro che insomma viene evocato ad ogni nanosecondo. Per quello che io ho voluto mettere durante questa puntata, in cui apparentemente non c'entrava niente anche questa intervista che vedremo tra poco a Carlo Rubbia, perché il mondo della scienza, della tecnologia, dell'innovazione si sta muovendo indipendentemente da quello che fa la politica, indipendentemente da quello che sta facendo anche questa specie di guerra economica che coinvolge il mondo, e si sta muovendo sulla base di un concetto semplicissimo e alla portata di tutti: sognare e avere delle grandi idee, delle grandi ambizioni positive, come questo doc che ci ha proposto questa mattina Mauro Belcaro, nel segno della fratellanza, della solidarietà, ma nell'idea di avere un progetto da condividere. Questo è quello che stanno facendo gli scienziati e sentiremo tra poco cosa sta succedendo. Questo è quello che stanno facendo le imprese che vogliono resistere, e insomma bisognerebbe anche comunicare che esiste questo strumento. Si può fare. Noi in Veneto siamo un po' individualisti, anche un po' in tutto il nord-est sostanzialmente. È vero, qui infatti veramente il Veneto ognuno guarda un po' il suo giardino, ma adesso sta un po' cambiando perché... Di necessità virtù. Esattamente. Però il sogno, questa è una parola importante, sognare è fondamentale, creare un sogno assieme, dobbiamo unirci, cerchiamo di unirci per creare qualcosa di assieme. Ricordiamoci che la torta in casa è più buona della torta al ristorante, è un esempio, ma dobbiamo creare la torta in casa. Sì, no, io sono favorevole alla torta in casa, number one. Allora, volevo chiedere una cosa, perché purtroppo il tempo non è infinito a nostra disposizione. Mi piaceva anche capire, perché lì a New York ha vissuto una tragedia, insomma, Sandy, lo sappiamo, ha creato dei danni molto, molto pesanti a questa città, che pure ha trovato la forza di reagire anche di fronte a un evento. Non si lamentano tanto rispetto a noi. Fanno così con le manichette, tirano sulle braccia. Tirano sulle maniche, esattamente, cercano di lavorare e continuare a fare le cose. Ho amici ancora adesso che per 4 mesi non possono entrare a casa, quindi devono essere ospitati da amici o andare in albergo. Ma forse il fatto che lo Stato in America è molto meno presente che in Italia, quindi viene considerato come l'ultima chance probabilmente, le persone pensano di dover contare sulle proprie forze, più sulle forze del paese, del sistema paese. Beh, detta così non so se... però... non so, chiedo, io domando, non ci sono mai neanche entrata in America, quindi... Il patriottismo esiste molto in America. Il patriottismo certamente. Quindi è un significato importante perché... No, ma io non parlavo della patria, parlavo dello Stato come amministrazione. Come amministrazione, diciamo. No, già dal giorno dopo erano tutti quanti. Io ho visto proprio che realmente, anche se non si conoscono i vicini,
di building o di case che sia, se nel New Jersey fuori, subito darsi una mano. Non esiste, no, non ti do una mano, l'invidia, perché assolutamente si uniscono e si danno una mano, quindi la vedo molto più familiare in questo concetto rispetto a noi, che, soprattutto qui nel nostro nord-est, che vediamo il nostro giardino. Lì invece ho visto veramente un aiuto da parte della vicinanza, anche se, che non si conoscono, però mi è piaciuto molto questa emozione. Ha vissuto il momento dell'uragano? Sì, sì, verso alla fine ho visto un po' tutte e 4 le stagioni in questi giro di poche ore sostanzialmente. Sì. Però forte, perché l'unione che anche intanto New York è una città cosmopolita, molto internazionale, e quindi razze diverse, culture diverse, colori diversi, tutto un po' diverso, ma l'aiuto che si danno tra di loro è una cosa da rimanere sbalorditi realmente. E queste elezioni come sono state? Sono state percepite dalla popolazione o sono rimaste un po' in lontananza? Noi in Italia ne abbiamo parlato tantissimo. Sì, ma realmente direi che il giorno dopo era un altro giorno. Il giorno dopo era un altro giorno, quindi effettivamente non è che ci siano stati dei cambiamenti, c'è stata una continuità sostanzialmente, quindi forse anche questo ha avuto la sua influenza. La politica conta così tanto in America come in Italia o no? Ma guarda, prima di partire dall'America qui si parlava di Obama, le elezioni nuove, bla bla bla. Fatto, finito, anche lì molto veloce, non ha tutta questa invasività. L'Italia mi sembra molto di perdere tempo a me, non so perché, ma mi dà una perdita di tempo assurda. Questo non è un bel sentimento. Perché là sono molto concreti. Va bene? Ok, continuiamo. Non va bene? Cambiamo, facciamo un'altra cosa. Punto e basta, non ci sono tanti discorsi da fare. Qua in Italia la discussione è lo sport nazionale, quindi quello mi sembra siamo un po', diciamo, lentamente. Però dai, io ci conto tanto all'Italia, sono nato qui, ci mancherebbe altro, è la terra più bella del mondo l'Italia, ma cerchiamo di portarla bene, uniamoci, cerchiamo di creare gruppo fondamentale. Devo dire una cosa, perché stiamo per finire la puntata, tra l'altro segnalo alla regia che non ho il tempo complessivo che mi manca, comunque tra qualche minuto sono sicura che ormai a occhio ci siamo, e mi confessavo una cosa prima durante la pausa pubblicitaria, parlavamo di questo momento in cui tutte le imprese dicono le tasse sono troppo alte per permettere ai cittadini di permettersi qualcosa, figuriamoci i beni di lusso che sono il mercato di riferimento appunto della moda e dell'alta moda. In America abbiamo sentito diverso, e in Russia, paese post-comunista, stanno bene. Stanno meglio di noi. Stanno meglio di noi, effettivamente sì. Mi sembra quasi. Ma come sono le tasse lì? Beh, sono inferiori alle nostre sicuramente, almeno c'è una voglia di crescere, che quella in Italia manca. Qui c'è una sottomissione, una quasi devi stare fermo, non devi fare niente, stai a casa tua, come possiamo noi giovani crescere? Sono d'accordo, bisogna slegare le mani alle imprese, slegarle ovviamente con tutte le del caso, perché siamo un paese in cui diciamo che ne abbiamo visto un po' di tutti i colori e i furbi non mancano, e quindi c'è questa preoccupazione di base, però non deve neanche ammazzare il buono che c'è. No, infatti realmente mi sento male il cuore quando mi parlano dell'Italia all'estero, perché tutti sanno che abbiamo questa situazione, ma nessuno fa niente qui realmente, e quando sono all'estero sentire parlare dell'Italia in questa maniera mi viene male il cuore, veramente sto male. Mi piacerebbe molto poter fare qualcosa in Italia, quindi per quello ripeto sempre uniamoci, cerchiamo di fare qualcosa, ma è difficilissimo, non riesco a avere fronti per poter cambiare qualcosa. Ecco perché DOC, parallelamente a noi, sta cercando di creare il gruppo, l'esclusiva, l'eccellenza nostra per portare all'estero i nostri prodotti, il nostro modo di vivere, la nostra tipologia di personalità, tutto quello che siamo noi, ecco, la nostra cultura. Sono parole non tanto gradevoli da sentirsi dire quando una persona racconta, riporta che all'estero fa fatica a difendere il proprio paese, però diciamo che Mauro Baicaro lo sta difendendo nei fatti, e credo che sia la migliore risposta che si possa dare a qualsiasi impertinente che si permetta di parlare male dell'Italia a qualsiasi latitudine. Ringrazio Mauro Baicaro di essere stato con noi, sarà il benvenuto quando tornerà qui in Italia, magari con qualche altra novità
di moda da raccontare al nostro pubblico. E adesso, subito dopo la pausa pubblicitaria, vedremo prima questa intervista a Carlo Rubbia e poi un'intervista con il nostro nuovo ospite, che è il vicepresidente della Regione Veneto Marino Zorzato. A tra poco. Grazie.